Benvenuti per questa nuova puntata di Becchero on Tour, il vostro becchero errante. Quest'oggi vi ho portato a far visita ad una delle tante manifestazioni che si svolgono in questa meravigliosa regione che è il Friuli Venezia Giulia. Nel caso specifico mi trovo a Butrio e la manifestazione si chiama Buri. Ma sapete qual è la particolarità di questi eventi? È che qui si mescolano grandi produttori con piccole icone, piccoli produttori che riescono ad offrire la possibilità di capire cosa vuol dire la ricchezza territoriale sotto l'aspetto gastronomico, e in più se ci mettiamo anche i grandi produttori del vino, cosa si vuole di più? Non resta che fare un giro, assaggiare, assaporare e lasciarsi incantare. Venite con me. Prima persona da incontrare è sicuramente Giorgio Cincerotto, uno degli organizzatori che hanno rivoluzionato insieme al suo staff questa festa, questa fiera che è diventata ormai imprescindibile. Ma di cosa si tratta, Giorgio? Ma si tratta soprattutto di una fiera di vini, ma soprattutto di vini autoctoni. Infatti una decina di anni fa, da una fiera normale, hanno voluto trasformare questa fiera, che poi è una fiera regionale, in una fiera dedicata esclusivamente ai vini autoctoni. Perché? Perché vino autoctono vuol dire vino del territorio, di conseguenza legato a quelle che sono le radici essenziali del nostro vivere e del nostro essere friulani. Ecco, io so anche che però siete andati oltre, perché qui c'è la possibilità di trovare produttori gastronomici che hanno sia dei prodotti importanti che si vedono in tutta Italia, ma anche delle icone piccole, quindi mescolare l'artigianalità con una produzione ormai consolidata è diventata emblematico anche di questo evento. Assolutamente sì, infatti quest'anno abbiamo presentato anche un nuovo marchio dell'Ersa, l'Ersa si è fatto portavoce di questo marchio, che è il Cuore Caprino. Questo perché? Perché già dallo scorso anno abbiamo iniziato una collaborazione con i produttori di formaggi caprini, perché abbiamo sempre creduto che niente come l'artigianale, la peculiarità del territorio e dei piccoli produttori fa sì che si possa conoscere esattamente quello che è un ambiente, un territorio, un modo di vivere, un modo di mangiare, un modo di bere. Per cui questi produttori, che poi per il momento sono solamente 8, ma spaziano un po' da tutta la regione, dal Carso triestino al Cansiglio quasi, una parte dell'Alto Friuli. Ecco, questi produttori fanno questo lavoro con molto amore, e questo amore si vede poi nel prodotto che ci propongono. Daniele Damele, sicuramente nella regione Friuli Venezia Giulia un ruolo importante lo gioca anche l'Ersa, che è questa istituzione che promuove dei prodotti identificativi ma soprattutto molto ricercati e possono essere anche esportati, essere ambasciatori del Friuli, no? Assolutamente sì, ERSA è l'agenzia di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia, è l'agenzia che per la regione Friuli Venezia Giulia si occupa dello sviluppo del comparto agroalimentare. Quindi abbiamo il compito di promuovere e fare un'azione di marketing di tutti quelli che sono i nostri prodotti. Si pensi ai nostri eccellenti vini, i bianchi, ma non solo i vini bianchi, anche i rossi. Si pensi al prosciutto di San Daniele, ma si pensi anche che noi abbiamo, proprio come ERSA, una pubblicazione invidiata in tutta Italia, si intitola Il Cibario. Ci sono 168 prodotti tipici locali di questa piccola regione, perché come densità è certamente una piccola regione, ma che è grande sotto svariati punti di vista. Quello di cui ERSA si occupa è appunto la promozione del comparto enogastronomico. Ecco, questo è anche un modo, Daniele, per dare visibilità ai prodotti, ma anche ai produttori che magari in altri contesti non avrebbero avuto la possibilità di avere un buon palcoscenico e di essere proiettati in un mercato ormai all'avanguardia. Ma io dico che queste sono parole giustissime, Fabrizio, perché quando una persona assaggia uno dei nostri prodotti, andiamo sulla cosa più facile per fare un esempio, uno dei nostri vini, non sorseggia solamente un vino, non sorseggia solamente un vino di altissima qualità, si mette in bocca un territorio. Mettere in bocca un territorio significa avere il rapporto con chi produce quel vino, con chi sta dietro a quel vino, con chi vive in quella regione. Ecco, questo è il dato dei nostri prodotti. Se poi
questo prodotto uno ha anche la voglia, il desiderio di venirlo ad assaporare qui in Friuli Venezia Giulia, nella nostra terra, allora non solo mette in bocca, ma mette anche negli occhi un territorio che in un'ora, un quarto al massimo ti porta dal splendido mare di Lignano fino alla montagna di Tarvisio, per citare solamente due delle tante località di mare e monti di questa regione, da Trieste a Udine, passando magari per Gorizia fino a Pordenone. È appena finita una degustazione di vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia e siamo con Mario Busso. Mario, tu sei un grande esperto, l'importanza di essere autoctono. Ma l'importanza di essere autoctono, a mio avviso, nasce proprio dallo specifico della vitivinicoltura italiana. In Italia sono 360 circa i vitigni autoctoni utilizzati in vinificazione e rappresentano un primato mondiale in assoluto. Oggi essere autoctono vuol dire fare mercato soprattutto in Italia ma a livello internazionale, nel senso che ogni vitigno racconta un territorio. Nel senso che se io ti dico Nero d'Avola scatti in Sicilia, ti dico Verdicchio sei nelle Marche, ti dico Friulano, vabbè, ovviamente giochi in casa. Però anche il friulano ha tutta una sua storia da raccontare, perché se andiamo indietro nel tempo a vedere un po' quello che è successo attorno a questo vitigno, in realtà sappiamo quanto il Friuli sia attaccato a questo vitigno. Ma i vitigni autoctoni oggi, in un mercato in cui non si parla più tanto di prodotto ma di valore legato al prodotto, il valore dei vini italiani è raccontato proprio dal mito e dalla storia che sta dietro a ognuno di essi. Oggi abbiamo assaggiato diversi vini friulani ma anche piemontesi e ho raccontato soprattutto leggende, miti che in qualche modo raccontano il vitigno e fanno storia. Quello che i mercati internazionali oggi richiedono, al di là ovviamente della qualità del vino, è proprio raccontare le persone che stanno dietro, la cultura che sta dietro, e il vino diventa volano di questa cultura, diventa volano del territorio e in questo modo diventa chiaramente una risorsa importante per il produttore che va in giro non raccontando soltanto la qualità ma raccontando tutto quello che il territorio esprime in quel vino. Giuseppe Cordioli, grande esperto enogastronomico che conosce bene il territorio. Ovviamente, Giuseppe, spesso si dice un territorio viene rappresentato dai prodotti, ma soprattutto dai piccoli prodotti che sono poi la bandiera di un'intera regione. Ah beh sì, in effetti anche oggi ne abbiamo avuto la riprova qui alla Fiera dei Vini di Butrio. Perché? Perché sono stati presentati dei prodotti che pochi conoscono magari nella loro peculiarità. Non so, faccio l'esempio, la Blave de Mortea, anche poi la polenta, Blave, in friulano vuol dire polenta, no? Innanzitutto viene coltivata con grani che hanno una storia secolare. C'è questa cooperativa, ovviamente li semina, li raccoglie, ma anziché raccoglierli con la mietitrebbia, e che andrebbe a raccogliere tutto, usa la spannocchiatrice, il chicco che ha preso l'umidità, il chicco che è nero, viene buttato, cosa che invece la mietitrebbia non fa, perché butta tutto dietro, sgrana. Quindi questa scelta permette una riduzione purtroppo del prodotto che viene commercializzato, il 30% che viene magari buttato via perché scarto viene utilizzato per mangimi, per scopi animali. Ma quando ti arriva una polenta fatta con questo, ne senti la differenza? Ecco Beppe, citavi la polenta, ma ad esempio un altro evento come Carni Eccellenza in Malga, che quest'anno ha come tema proprio il prodotto di Malga, quindi il formaggio fatto in Malga, è un'altra delle tante icone che possono rappresentare la bellezza di un territorio semisconosciuto che però nasconde grandi ricchezze. Vabbè, in effetti è vero, Dio. Io ero il primo a non sapere, non conoscere questo, e mi fa piacere poi aver appreso e anche far apprendere agli altri, a quelli che ascoltano, che ci sono delle peculiarità specifiche proprio anche di questa terra. Ad esempio ci sono degli allevamenti certificati che superano i 500 metri di quota, quindi nutrite in un certo modo, il latte poi viene munto e portato dove? In un caseificio che comunque deve superare i 500 metri di quota. Quindi questo è garantito un formaggio di montagna e si fa solo qua. Quando poi ti arriva sul piatto, se ti limiti a sentire, ovviamente hai la capacità di percepire queste sfumature,
tanto di guadagnato, ma se sai anche da dove arriva, come è stata nutrita la mucca e come è stato trasformato il latte, ti porti dentro anche qualcosa che è un'emozione, mi pare, no? E a chiudere questo bel appuntamento, Buri non poteva che essere un amico ma anche un grande chef, Paolo Zoppolati. È bello sapere che anche degli amici chef riescono a proporre la rivalorizzazione di alcuni tagli come hai fatto tu, che era la pezzata rossa con il diaframma. Poi finalmente qualcosa di carnivoro. Esatto. E quindi, tu lo sai, tagli che spesso vengono dimenticati perché uno vuole il filetto e tutte queste cose qui. È giusto rivalorizzarli su un prodotto friulano usando una tecnica di cottura. Ormai a casa tutti si sbizzarriscono a cercare quella tecnica grazie alla televisione, alle riviste. E allora secondo me era importante questo, valorizzare e far capire alla gente che spesso dei tagli che costano poco sono gustosissimi e buonissimi da mangiare. Tu fra l'altro l'hai abbinato con un aceto balsamico sempre del Friuli Venezia Giulia. Lo premettevo che in effetti questa regione ha delle chicche e delle sorprese notevoli. Questo io dico è il bello dell'Italia. Poi proprio qua vicino a pochi chilometri, ormai da anni, fanno questo balsamico in 3 tipologie che è davvero molto molto interessante. Con uve friulane, con una tecnica chiaramente imparata dai maestri di Modena, da chi faceva il balsamico prima, però veramente una chicca interessante, ma in questo è ricco il Friuli. Lo vedi tu girando. Ogni giorno scopri qualcosa di nuovo e dai l'informazione, l'input alla gente. In questo caso anch'io cerco come cuoco di mettere degli ingredienti che poi fanno economia dappertutto, perché uno trova il balsamico, il caprino, delle cose che sono sul territorio e va a acquistarle. Magari lo porta come gadget o come regalo a casa agli amici, magari dopo un viaggio. Da questa puntata è tutto dal vostro Beccher Errante, noi ci vediamo alla prossima. Prima però voglio ringraziare e fare i complimenti a tutta l'organizzazione che è stata davvero encomiabile e a tutta questa regione che è sempre molto ospitale e straordinariamente sorprendente. Stay tuned, stay Beccher, ci vediamo alla prossima, ciao!